Spettacoli, ancora un grande successo di pubblico ieri sera a Trieste per il concerto di Mika in Piazza dell'Unità d'Italia. In apertura un riferimento tutto dedicato al Friuli Venezia Giulia. Ha seguito il concerto Lucio Bondì. Mika entra sul palco di Piazza Unità indossando un paio di guanti bianchi, omaggio alle Manos Blancas del Friuli Venezia Giulia, coro per ragazzi con deficit fisici e intellettivi capace di trasformare le note in gesti, che ha aperto il concerto. Subito dopo è iniziato il one-man show dell'artista anglo-libanese che in 2 ore di esibizione ha ripercorso tutti i successi della sua ormai decennale carriera. Da Grace Kelly a Big Girl, da We Are Golden a Celebrate fino alle hit di No Place in Heaven. L'album lo ha portato in giro per il mondo in un tour di 1 anno e mezzo che ha visto in Trieste una delle ultime tappe. Mika tornerà poi al suo secondo mestiere, quello di star della televisione, per un programma su Rai 2 che racconterà l'Italia, ormai paese adottivo del cantante inglese. Circa 6.000 i fan, provenienti anche dal resto d'Italia e dall'estero, che sin dal pomeriggio di ieri hanno riempito la piazza principale del capoluogo giuliano in attesa del loro beniamino. Da dove venite? Udine! Forlì! Siamo fan sfegatati. Non vediamo l'ora. Perché mi piace molto Mika, perché sono appassionata di lui. Come per i concerti degli Iron Maiden e di Ludovico Einaudi, anche in questo caso la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, con traffico regolare, disagi limitati per i residenti e nessun incidente registrato.